perché solitamente quando condividiamo lasciamo perdere quello che condividiamo e vediamo di chiudere dove non condividiamo. Il problema economico, chi ha fatto campagne sia elettorali, sia sindacali e sia referendari è il problema principale. Però qui la cosa è molto semplice. Sono 67 adesioni, 67 associazioni che hanno aderito, 50 euro a testa, subito, per essere iscritti. E se no non riusciamo a capire da dove dobbiamo prendere i soldi per iniziare. Passiamo che sono 70, sono 3.500 euro che il comitato ha subito a disposizione. Per fare cosa? Per iniziare la campagna elettorale. Lo spot pubblicitario da 4 secondi, da 5 secondi, che andiamo a referendum e che c'è il comitato per il sito, bisogna iniziare a spararlo adesso. Poi vediamo tutto l'altro che riguarda le bandierine, i manifesti e tutto l'altro. Anche lì poi bisogna vedere come entrano i soldi, su questi. 67 associazioni, vuol dire 67 sedi. Allora, iniziamo già nelle 67 sedi a fare l'attività promozionale del comitato. Se facciamo questo abbiamo molto probabilmente in questi prossimi giorni 67 comunicati che a Cagliari e a Roma si riunisce la CSS per discutere e affrontare i problemi, il Social Forum si riunisce nella sua sede e le altre associazioni si riuniscono nella loro sede. Di pari passo va preparata una delegazione molto ristretta, con un'altra delegazione che sta qui, a Giuliano Sardi. Alla redazione di Giuliano Sardi bisogna fare come si faceva negli anni 70. Si va lì in 4, uno, i 100 fuori, e gli si dice che non deve essere l'unione sorda, perché l'unione sorda non sappiamo, non funziona per noi. Deve essere l'unione sarda. Per cui quello che succede in Sardegna, questo è un fatto molto importante, deve essere riportato né più e né meno. Né più e né meno. Cioè noi non è che chiediamo che ce ne metta in più. Quello che c'è dovuto, che dia le comunicazioni come deve essere date, che se ci sono dei problemi che non capiscono che ci siano delle interviste e che si proceda in questa direzione. Io ho finito, penso che se noi facciamo queste 2-3 operazioni abbiamo fatto già un buon inizio di campagna referendaria che non potrà che portare a risultati concreti. Grazie.